Sotto il cielo rosso azzurro. Sotto il cielo rosso azzurro. Ed eccoci qua, come di consueto siamo pronti per iniziare con una nuova puntata di Sotto il cielo rosso azzurro. Buon inizio settimana a tutti, vado a dare subito il benvenuto e il ben ritrovati. Allora, oggi abbiamo un ospite che andremo a presentare, quindi inizierei subito da lui. Buonasera Giuseppe, ciao. Buonasera a te Mary. Ben arrivato in Family. Ciao a Sebastiano Toro e ciao a Tommaso detto Luca. Però ti ricordo che siamo a fine settimana, non inizio settimana. Inizio fine settimana ho detto. No, ho detto inizio settimana. Ho detto inizio fine settimana. Inizio fine settimana. Ferdinando. Lui è Ferdinando. Cosa ho detto io? Sebastiano. Ieri ho avuto tuo papà qua. E questo è il problema. Ti ha contagiato. Ci sono troppi Toro. Io oggi Tommaso, vedi che Io oggi ho Tommaso detto Luca. Ieri ho avuto Sebastiano Toro, noi abbiamo presentato le nuove canzoni e ci fu sto errore, questo colpa mia fu, questo dico sì. Vabbè, comunque, sempre quella parentela c'è. Cosa in famiglia rimane? Della famiglia. Bravissimo, già mi ha capito. Allora. Comunque buonasera a tutti. Buonasera Ciao. a tutti, infatti. Buonasera a tutti quanti. Giuseppe è qui Grazie. per la prima volta insieme a noi. Peppe, come va? Tutto a posto? Tutto Come hai visto bene. la mia partita contro il Casarano? Dai, così un tuo giudizio a capo. Ma è stata una partita diversa dalle altre, soprattutto perché il Catania il primo tempo l'ho visto un po' spento. Nel secondo tempo ho visto, diciamo, i tifosi non saranno contenti dell'allenatore, però ho visto un allenatore che non ha difeso l'1-0, ha continuato ad attaccare per fare il 2-0, poi siamo stati sfortunati, hanno fatto un tiro in porta, hanno fatto un gol. Ma ancora... Per altre cose, l'episodio ci ha condannati perché per quello che poi abbiamo visto durante la settimana, tutte le varie moviole e cose varie, dicono che comunque il gol di Caturano era regolare. Sì, allora io l'ho guardato e tutti i media dicono che era regolare. Io dai video, dai media che hanno pubblicato tutti questi video non lo riesco a capire bene. Però io dalla tribuna, che ero in tribuna A, ho visto che in effetti Caturano era in posizione regolare, però quest'anno il Catania ha subito tanti torti, ma non ci possiamo aggrappare sui torti arbitrali. No, ma sai cos'è la cosa che mi fa più male? Che alla fine il torto l'abbiamo subito quasi per merito di Chiricò. E alla fine lui è stato lì, lui cerca la gamba di Caturano, cade a terra, ma lui nemmeno lo tocca. Ma io non parlo di torti, parlo della scadenza degli arbitri, è diversa la cosa. Questo senza ombra di dubbio. Sicuramente. Scadenza degli arbitri. No, ma anche in Serie A, attenzione. No, beh, quest'anno la classe arbitrale tra le lettere da A, B e C ha dato di... una di più di Bertoldo, onestamente. Sì, vedi i bastoni. Vabbè, comunque, pazienza, questo ormai, quella partita appartiene al passato, dobbiamo pensare al futuro. Perché anzi al presente, perché ormai siamo quasi, anzi siamo alla vigilia di questo Catania Latina, di questo Latina Catania, scusate. Latina. Che domani sarà un test importante, perché io penso che mister Viali adesso, dopo aver avuto anche più tempo per gestire i ragazzi, l'ha detto anche in conferenza stampa, ha detto forse io ho fatto un po' di testa mia, ma voglio che comunque i ragazzi abbiano il tempo per assimilare i miei modi di giocare, i miei modi di vedere il calcio e tutto il resto. Vuole dare comunque un'impronta tutta sua a questo Catania e noi ci auguriamo di poterla vedere. E comunque, fra virgolette, fare quello che ha fatto ci vuole anche coraggio, perché in 5 giorni fare una cosa del genere, io ero per non cambiare troppo, ti dico la verità, però ho avuto coraggio, ho avuto quella forza di fare in modo che comunque la difesa uscisse fuori, i due mediani si abbassavano, qualcosa che comunque noi non vedevamo spesso, anzi qua forse in Serie C queste cose non si vedono assolutamente, forse qualche squadra che esprime un calcio superiore rispetto alle altre, però vediamo, domani il test è importante, questo sicuramente. Sicuramente il Latina farà la sua partita, non perché davanti al proprio pubblico non vuole sfigurare, però il Catania non deve pensare né al Latina né a qualsiasi squadra, il Catania deve fare la sua partita per poter vincere. Questo sicuramente, anche perché si deve sbloccare un pochettino da questo trend che abbiamo avuto fuori casa, perché ora ormai le partite fuori casa sono di più di quelle che abbiamo dentro casa, perché ne abbiamo 2 dentro casa e 3 fuori casa, sono le ultime 5 gare che dovranno far capire se il Catania arriverà da secondo oppure qualche altra posizione, perché adesso è importante blindare il secondo posto per avere poi anche più tempo a Viali di
affrontare quelle 6 partite che ci potrebbero portare alla promozione. Questo, ragazzi, è importante. Oggi lui ha parlato anche in conferenza stampa di componenti. Io non sentivo parlare più di componenti dai tempi di Lomonaco, e lui diceva anche voi tifosi, voi giornalisti siete comunque delle componenti, e queste mi riportano a storie passate che mi hanno fatto gioire. Luca, tu hai sentito la No, purtroppo non l'ho sentito perché ero impegnato col lavoro, però mi hanno parlato bene della sua conferenza stampa e risponde alle domande dei giornalisti invece in confronto a qualcun altro. Mi chiedono cosa ne pensate dell'esclusione di Ponzi. Si parla di infortunio probabilmente perché magari in quella corsia magari è un doppione, magari per come vuole giocare lui, perché si parla che dovrebbe fare anche la difesa a 4, perché lui dovrebbe fare, come ha fatto la settimana scorsa, il 4-2-3-1, di conseguenza lì Ponzi non lo so fino a che punto, ma se si parla, io ti dico la verità, se dovessi escludere qualcuno, escluderei sicuramente Raimo, che l'abbiamo visto poco, ma da quella parte abbiamo Carenza, da questa parte abbiamo Celli, abbiamo Donnarumma, forse Ponzi potrebbe essere in più. Allora, io l'ho visto giocare 2 volte, non era malvagio sinceramente, però questo ti fa capire sempre quel discorso che parlavamo l'altra volta, che la campagna acquisti di gennaio è stata una campagna acquisti fallimentare, perché se tu fai un acquisto di Ponzi, che ironicamente in tribuna lo chiamano Fonzi, e lo metti addirittura fuori rosa, fuori lista, e ti fa capire ancora di più che è stato un acquisto sbagliatissimo. Non lo voleva Toscano. Secondo voi, mi chiedono, Bruzzaniti giocherà di nuovo come titolare? Questa è una bella domanda. Secondo me sì. Caturano sicuramente sarà titolare, ora poi lo andremo a vedere anche nelle formazioni. Chiedono anche se fuori casa secondo voi adotterà un 3-5-2 o un 4-2-3-1. Rispondi tu, Peppe, dai. Secondo me 4-2-3-1 adotterà. È la stessa formazione. Esatto. Anche perché parliamoci chiaro, contro il Casarano, il Catania, ripeto, il primo tempo è stato poco efficace, anche perché ancora gli schemi, il mister è arrivato adesso, ma nel secondo tempo secondo me nell'intervallo c'è stata la scossa del mister, che abbiamo visto il Catania nel secondo tempo è stato molto ma molto più rampante, più giocava, anche che devo dire me ne sono accorto di una cosa, che non ho visto tante volte scendere Casasola come scendeva con Toscano. Questo cosa vuol dire? Che nello stesso tempo che lui attacca cura pure la fase difensiva, quindi non penso che cambierà formazione. Vabbè, ma anche perché lì avendo la difesa a 3 è normale, dietro ti lasci i difensori e hai più libertà di attaccare, per questo, perché comunque eri coperto sempre da 2 centrocampisti e avevi sempre la difesa che faceva copertura. Dico, secondo me il problema che hai notato tu è proprio legato a questo, perché anche la posizione in campo naturalmente parte da 25-30 metri prima rispetto a come partiva prima Casasola, e di conseguenza deve pensare più a difendere che a attaccare. E poi secondo me non scordiamoci che nei playoff abbiamo, speriamo, 2 innesti importanti, che sono, spero, Matteo Di Gennaro, che è un pilastro per la nostra difesa. Pensi riesca a rientrare? Secondo me brucerà le tappe, perché vedo che si sta allenando giorno dopo giorno, e poi avremo anche un Cicerelli, penso, in piena forma, se non voglio dirlo perché domenica è entrato e subito quello lo stava già mandando di nuovo in default. Fa le altre cose, andiamo a giocare con la partita che incontrerà l'amico suo. Esatto, quella famosa partita non c'è. Che io, ragazzi, tifosi siamo tifosi, ma io ero in tribuna quando è successo quel fallaccio, perché era da buttare fuori. Lasciamo stare la classe arbitrale. Sempre alla classe arbitrale. Però credetemi, i tifosi gli hanno detto di tutti i colori, gli hanno augurato pure la morte, e questo nel calcio è una cosa bruttissima. Sì, addirittura ci sono stati personaggi, c'era una pagina sul Latina Calcio dove l'amministratore bloccò i commenti perché si arrivò a essere un po' pesanti. E per colpa di qualcuno a volte il tifoso catanese è giudicato quello che non è.
Comunque il ragazzo quella volta ci è rimasto male, io l'ho visto perché giustamente è entrato per prendere la palla, ma Cicerelli l'aveva saltato e ha preso Cicerelli e purtroppo non ci scordiamo Francesco Totti cosa ha subito da Mattia Vitali. Da queste cose ne abbiamo viste, mi ricordo anche il fallo di Chiellini su Berghessio e gli ha rotto tibia e perone, forse se l'è preso e non gli ha fischiato niente. Ma ritornando al discorso che diceva lui, il fallo, quello là, quel fallo lì che è stato brutto, questo è poco ma sicuro. Secondo me l'arbitro nemmeno l'ha visto. Infatti secondo me col giallo ha punito la non ripartenza, il fatto che non l'ha fatto ripartire, cioè quello è il vero problema, perché tu il fallo nemmeno lo vedi. Esatto. Io ho sempre sostenuto questa cosa qua e penso di non sbagliarmi, perché se tu devi considerare un fallo lì in quella zona di campo, là devi dare il rosso, e poi non mi spiego mai perché non è stata giocata nessuna carta. Va bene, vi blocco ragazzi perché ci dobbiamo fermare in pausa, la prima pausa, e si ritorna tra pochissimo. Siamo ritornati in diretta, ben ritrovati alle 19:22, eccoci nuovamente insieme. Allora, tra pochissimo abbiamo una telefonata e in attesa della chiamata continuate il discorso che stavamo facendo. Sì, andiamo con la chiamata, appena siamo pronti mi date il via che noi rispondiamo. Stiamo parlando appunto del discorso che alla fine abbiamo affrontato, insomma, il Casarano, che alla fine abbiamo analizzato un po' la partita, abbiamo parlato di fallo e cose varie, ma non abbiamo parlato del fatto che alla fine il Catania dopo 17 gol, dopo 17 partite ha preso il primo gol dentro casa. Pronto? Forse ci siamo. Pronto? Buon pomeriggio. E appunto per questo, parlando di buon gol pomeriggio. subiti, Buon pomeriggio, ben arrivato. Pronto? Grazie mi senti? mille. Vi sento benissimo. Ok, diamo il benvenuto a Miguel Angel Martinez, ex portiere del Catania. Miguel, come va? Benissimo ragazzi, molto piacere di essere qui con voi. Anche per noi è un piacere. Tanto come va? Adesso dove giochi? Ora sono in Serie A Malta, questo è il primo anno che sono qui e sono venuto perché avevo bisogno di trovare un campionato nuovo e di fare un'esperienza diversa all'estero, quindi essendo che era molto vicino anche a Sicilia ho deciso di farmi un'esperienza qui. Nella tua carriera hai mai trovato una piazza paragonabile a quella di Catania? Sì. L'anno a Reggio Calabria, i 2 anni a Reggio Calabria penso che siano 2 piazze molto simili, sia Catania che Reggio, perché sono 2 città che come si dice a Catania, dopo Sant'Agata c'è Catania. Esatto. a Reggio Calabria è uguale, no? Perché la regina va prima di tutto, e sì che è vero che come mi sono trovato a Catania probabilmente da nessuna parte. E questa è una cosa bella, ci fa piacere. Michele, ti volevo chiedere una cosa, che appunto poco fa stavamo parlando del record casalingo del Catania, che per 17 gare non ha subito un gol, e lunedì è arrivato il primo gol contro il Casarano. E mi chiedo, questi record è solo un discorso che vale per il portiere o sono record di tutta la squadra? Ovviamente è un record che vale per tutta la squadra, no? Perché la fase difensiva è di tutti, non è soltanto del portiere, però sicuramente Andrea Digni ha fatto una stagione strepitosa in casa, ha dimostrato una sicurezza importante, e poi è stato lui che ha tenuto il Catania in vita tante volte con diversi interventi che a volte possono sembrare facili, perdonatemi, ma realmente sono difficili, soprattutto per il momento della partita o della stagione, e lui è stato secondo me fondamentale, come era da tempo che non si vedeva a Catania, no? Michele, ti faccio un'altra domanda e poi lascio la parola a Giuseppe. Dico, ma 17 gare senza subire reti non era anche troppo? No, non diventa una cosa pesante poi da mantenere? È inverosimile, no? 17 gare sono tantissime, è quasi una stagione,
Poi si è pensato quasi che si arrivava a fare questo record storico al Massimino, no? Mancava veramente poco, però veramente sono numeri allucinanti che purtroppo con questi numeri in casa la posizione del Catania in campionato non rispecchia il valore di una difesa così solida in casa, e che purtroppo nella sua stagione fuori casa non è riuscito a tenere quel passo che ha tenuto all'interno del Massimino, no? Lascio la parola a Giuseppe. Grazie mille. Ciao Michele, è sempre un piacere sentirti, come stai? Ciao grande Giuseppe, tutto bene, tutto a posto, qua siamo sempre in forma, sempre lavorando con positività e molto molto bene. Io ho dei bei ricordi da te quando ci siamo incontrati dopo tante volte che ti chiedevo la maglia e me l'hai portata nella famosa trattoria Achille in via Plebiscito, non so se ricordi. Onestamente in questo momento ho un vago ricordo, perché vuoi o non vuoi a Catania sono passati già 6 anni, 6 anni dalla mia ultima stagione lì, quindi il tempo passa, la mia memoria è buona. Quella maglia è però... custodita nel cassetto, nessuno la può toccare e ti ringrazio fino ad oggi. Senti, io volevo dirti una cosa. Catania, il tifoso del Catania, la città, cosa ti ha lasciato a te nel cuore, nella tua mente? Allora, il tifoso catanese mi ha lasciato un ricordo veramente bellissimo, perché è un tifoso molto caldo, che è sempre presente, che non salta mai una partita, che non scorda mai un giocatore e ti fa sentire veramente, veramente speciale. E sicuramente da parte mia mi ha lasciato tante cose positive quanto negative, perché come esperienza personale ho un ricordo dove dopo la mia ultima stagione, dove ho fatto 25 gare, ho fatto 23 gare sopra il 6,5 e 7 che come prestazione, avendo 2 partite dove non sono andato come avrei voluto, ovviamente anch'io, essendo anche il mio legame per quella maglietta. Avendo chiuso in quel modo, ho sentito un trattamento un po' che non mi sarei mai aspettato dal tifoso rosazzurro, che mi è rimasto un po' nel cuore, no? Un po' ha macchiato un po' quella mia esperienza in rosazzurro dopo 5 stagioni, che evidentemente non sto qua a dirvi quello che non solo io ma tanti altri giocatori in quel periodo abbiamo fatto per la maglia del Catania. Quindi diciamo che è un mix tra grandissimi momenti insieme e magari un finale che da parte mia è stato un po' amaro, no? Ti faccio l'ultima domanda e poi passo al collega. Il portiere che è indispensabile per l'11 titolare, come fa ad essere sicuro dei suoi compagni? Cioè, come si prepara la partita con sicurezza e con stabilità? Allora, io personalmente l'unica medicina che conosco è il lavoro, quindi penso anche per i ragazzi attuali del Catania o per i giocatori professionisti la base di tutto l'allenamento, no? Quindi attraverso l'allenamento arrivi ad avere fiducia, arrivi a trovare certe sensazioni che poi trasporti al campo. Poi in una piazza come Catania ancora di più, dove quando entri al Massimino la tensione della partita e le aspettative sono altissime, quindi sicuramente l'allenamento è il miglior momento per preparare la gara e per trovarsi tra di loro. Poi sicuramente una volta preparata la partita in sé è il momento più giusto, quindi come dicevate voi, no? 17 gare senza prendere gol in casa è un bel segno che questo Catania quest'anno
è un Catania molto molto solido, non solo difensivamente ma come squadra, no? Grazie Michel, ti auguro sempre il Grazie a meglio. voi. Grazie, ti Grazie passo il a voi. collega, Grazie. grazie. Ciao, io ti volevo fare io sono Luca, ti volevo fare una domanda, ma secondo te come lo vedi il Catania tu? Se lo segui, questo cambio di allenatore, tutto il contesto Catania? Allora, io sì, certo che lo seguo il Catania. Pensa che mio suocero, mia moglie è catanese, mio suocero è catanese e tifosissimo del Catania, quindi per forza seguo il Catania, anche perché è conversazione ogni domenica il Catania. Allora, io vedo una rossa veramente, veramente forte. Non so se io, quando ero a Catania, avevo avuto l'opportunità di vedere rosse così complete e ben fornite da parte delle società in cui io stavo, che erano società che cercavano ovviamente di fornire questo livello di giocatori, ma come quest'anno penso che difficilmente si sia vista una rossa così completa, che per ruolo possiamo star parlando di 2/3 titolari in Serie C, se non in Serie B, no? Quindi a livello individuale credo che sia probabilmente uno dei migliori Catania da quando sono in Serie C, se non è il migliore. Questo è un mio pensiero personale. A livello di gioco mi è piaciuto il Catania molto quest'anno, perché è una squadra che si vede che è matura, che è intelligente, che sa quando colpire, e nell'andata aveva fatto anche bene sperare con queste 2 vittorie con Benevento e Salernitana, no? Però sicuramente quelle partite del ritorno, dove, ragazzi, parliamo sempre in 90 minuti di 11 giocatori, anzi 22 giocatori contro 22 giocatori, dove subentrano tante dinamiche. Non voglio parlare di fortuna, perché la fortuna entra fino a un certo punto, però questi ragazzi, secondo me, indipendentemente l'andamento di queste ultime 9 partite che hanno condizionato il campionato, per me hanno fatto una grande stagione e penso che potranno dire assolutamente la sua nel playoff, così speriamo tutti. Se così fosse sarebbe veramente un'annata stupenda. Riguardante al cambio allenatore non ti dico nulla, perché io non conosco a Toscano, mi hanno parlato benissimo di lui, così tanto come del nuovo allenatore, no? Quindi questo, se per giudicare un allenatore penso che devi vivere la situazione all'interno, non è il mio caso, quindi preferisco non dire cazzate. Ok, grazie allora. Allora Michele, io ti saluto, e a questo punto, dato che tu ogni settimana ti ritrovi a parlare di Catania e magari vedi sempre tutte le partite, durante i playoff ti aspettiamo, nel momento che ormai Catania è come se fosse casa tua, e lascia stare chi magari ti ha criticato, perché sei sempre stato un giocatore del Catania e da noi avrai sempre l'affetto e il calore che in questi anni ci ha accompagnati. No, tranquillo, non ti preoccupare, io l'ho detto già più di una volta, questo che vi ho detto voi, io sono una persona molto, molto sincera e quanto obiettiva, quindi so benissimo, sono il primo che quando non fa le cose in una certa maniera ne sono consapevole, ma tanto quanto so che comunque nella vita bisogna essere sempre equilibrati, non analizzare mai una stagione da come chiude il libro, se no dalle 40 partite. Però dopo che faccio questo lavoro da 15 anni, e penso che voi siete d'accordo con me, le partite più importanti di un calciatore in un anno sono le ultime 5, soprattutto anche quando sono di vitale importanza. Quindi quello sono cose che noi ci portiamo, noi giocatori ci portiamo nel bagaglio, in quello zaino che ti ricordi a vita e che ti aiuta a continuare a crescere ogni stagione dopo stagione. Quindi spero di poter stare con voi, tifare Catania al playoff, e ovviamente se si sta in Serie B ci andrò anch'io a festeggiare, perché è un momento che aspettiamo da tanto. Esatto, grazie Michele, grazie. Buona serata, Ti grazie. ringraziamo tantissimo, a presto. A presto. Bocca al lupo e buona Grazie. fortuna per la tua carriera. Ciao ragazzi, ciao, grazie.
Ringraziamo per questo bello intervento telefonico. Queste sono le chiamate belle. C'è anche il Rullo che comunque sta commentando, grande, sicuramente ricordi meravigliosi che hanno da parte di questo grande portiere che appunto ha passato una delle bellissime stagioni qui a Catania. E allora andiamo a leggere qualche messaggio, Mary, magari vediamo se qualcuno... No, ma più che altro, ragazzi, i discorsi, una domanda che è stata fatta: secondo voi quando verrà fuori il vero gioco di Viali? Questa è una bella domanda. Io intanto vorrei vedere la partita di domani, poi magari più passa il tempo, già magari se domani vedi qualcosa più, come ti posso dire, un gioco più fluido, più quadrato per certi versi, magari già inizi che capisci già che il sistema di gioco di Viali sta iniziando a funzionare. Non vorrei vedere sicuramente la confusione del primo tempo contro il Casarano. Sicuramente è difficile giudicare da una partita, questo è poco ma sicuro. Che se ci ricordiamo bene noi l'anno che abbiamo fatto il miracolo con quella salvezza con Mihailovic, la prima partita la perdemmo in casa con Livorno, ti ricordi? Confermo. Poi siamo andati a vincere a Torino, poi c'è stato da lì un filotto di vittorie e risultati incredibili che noi non credevamo. Abbiamo vinto col 3-1 con l'Inter, ma veramente il triplete di Mourinho. Quella è stata storica. Quella è stata storica. Ci siamo salvati, se non ricordo male, qualche giornata prima, forse perché la Sampdoria, se non ricordo male, stava perdendo, insomma, e noi avremmo raggiunto la matematica salvezza qualche giornata prima. Se non ricordo male, non vorrei che magari la mia memoria mi inganna. Comunque, tornando a noi ci fermiamo, ragazzi. Va bene, allora appena rientriamo parleremo del Latina, le probabili formazioni. Perfetto, a tra poco. Siamo rientrati, ancora un buon pomeriggio a tutti. Ultima parte, sotto il cielo rosso-azzurro. Che ne dite se andiamo direttamente a parlare della prossima partita? Ragazzi, ci dedichiamo un pochino a quella che sarà la nuova giornata calcistica. Sono d'accordo. Marci, scusatemi. Non ti preoccupare. Ok. Sono d'accordo con me. Dai, iniziamo con i prossimi turni, che ne dite? Vai. Vediamo un pochino quello che succederà. Allora, iniziamo con le partite che ci saranno domani. Alle 14:30 abbiamo Latina Catania. In concomitanza Potenza Salernitana. Domenica si inizia con il Benevento contro il Cosenza alle 12:30, alle 14:30 Crotone Audace Cerignola, Foggia Trapani, Team Altamura Siracusa, alle 17:30 Casarano Giuliano e alle 20:30 Picerno Monopoli. Lunedì ci sarà la partita alle 20:30 della Casertana contro il Sorrento e mercoledì Atalanta Cavese alle 20:30. Ritorniamo un'altra volta con il programma spezzatino, ma tornando ora a noi, guardando quello che sarà il prossimo turno, una domanda così al volo: la partita, quella da vedere a parte il Catania? Benevento Cosenza, il launch match delle 12:30. Poi secondo me sarebbe bello da vedere anche il team Altamura Siracusa. Tu dici perché? Perché dopo altri 5 punti tolti a Siracusa vorrei vedere come farà ancora il Siracusa, che ultimamente gli tolgono i punti e poi si rivà a prendere subito in campo, perché Siracusa secondo me gioca anche bene a calcio. in teoria adesso è l'ultima il Siracusa. In teoria sì, è l'ultima, si dovrebbe anche decidere per un'eventuale esclusione del Trapani, per quello che si dice, ci sarà il collegio che si giorno 31. Giorno 31, io non lo so se è corretto, per me sta cosa non funziona, ormai si dovrebbe arrivare fino alla fine, anche se noi siamo stati vittima di questo, ma lasciamo stare il calcio giocato nelle aule di tribunale e andiamo a vedere quello che sarà invece le probabili formazioni del Catania contro il Latina. Ok, mando la prima formazione, ok ragazzi? Sì. Così un attimino Allora, andiamo a commentare la prima. Era una formazione che avevamo pensato, qualora volesse lui ritornare alla difesa a 3, per evitare quello che è successo nel primo tempo, no? Luca, la vuoi leggere tu? Dini tra i pali, difesa a 3 con Allegretto, Miceli centrale e Gherardi. Al centrocampo con 5 con Donnarumma, Di Tacchio, Quaini, Di Noia, Casasola. In attacco Bruzzaniti e Caturano.
nuovamente fiducia a Caturano, ma è anche vero che attaccanti scarseggiamo da attaccanti. Siamo purtroppo Forte ancora non ha recuperato, penso che passerà ancora un'altra settimana, perché vorrei vedere poi quando rientra Forte, se poi vedremo Forte e Caturano giocare insieme, che quando è stato Toscano ha detto perché non potrei mai vederli insieme. Hanno anche fatto un video, non l'abbiamo mai visti insieme, tranne che in qualche spezzone. Arrestavo video solo. È stato rimasto solo lui, sì. Invece andiamo a vedere l'altra formazione, ritornando a quella che è la formazione di base, con quella là che abbiamo visto contro il Casarano. Questa è l'altra. Peppe? Allora, Dini tra i pali, difesa a 4 formata da Miceli, Ierardi e Donnarumma e Casasola sulle fasce, Di Tacchi e Quaini al centrocampo, di esterni d'attacco sono Lunetta e D'Ausilio, dietro il bomber Caturano c'è Di Noia. Ma contro il Casarano c'era Gimenez. C'era Gimenez, sì, però io non l'ho messo perché secondo me ha fatto una prestazione un po' sottotoni, magari il ragazzo ancora deve magari recuperare un po', e ho messo Di Noia che quando è entrato secondo me ha dato di più. Secondo me non rinuncerà? Secondo me, io da tifoso, per come ho visto la partita, sicuramente il mister ne sa più di me. Io Di Noia lo farei partire titolare, perché ci dà una stabilità al centrocampo. E per questo io l'ho messo. Ma come fare partire da titolare da Ausilio? Perché da un paio di partite sì, confermo. Lo vedo più in palla in confronto agli inizi. Perché questa secondo me vedi una formazione di giocatori già con più esperienza, più cattiva. Lunetta può spezzare il gioco e i suoi allunghi possono servire a aiutare a Caturano a ritrovarsi negli ultimi anche Ferdinando, io mi permetto di interromperti, non riesco a capire perché il mister non ha dato continuità ad Allegretto, che finora Allegretto ha dato l'anima. E lo so, se tu vedi nella formazione scorsa io l'ho messo, nell'altra formazione io l'ho messo perché in questo periodo dove c'è mancato qualche giocatore, Allegretto ha dimostrato che in questa squadra ci poteva stare. E fra le altre cose io mi chiedo come mai non l'hanno rinnovato, perché comunque pur sempre un giovane di belle speranze, secondo me responsabilizzato potrebbe fare veramente bene. Allegretto ha fatto dei salti da gigante rispetto a quando è arrivato e adesso, perché come dici tu adesso secondo me è un giocatore. Esatto, confermo. Che poi fra le altre cose a me l'unica cosa che mi fa paura è che sto notando in tutte le partite Miceli, se prima non fa un errore non si sveglia. Hai visto che è un diesel, carbura piano piano. Secondo me ha bisogno di una bella sberla, così lui si sveglia. Io sberla sempre calcisticamente parlando, perché secondo me a volte entra con poca attenzione in campo. Io gli vorrei dire lui sente molto la partita e non lo metto in dubbio, Peppe, però dico perché ora in questi suoi sbagli iniziali, ed è successo più di una volta, siamo stati graziati, ma non vorrei che poi dovremmo pagare. Su questo punto di vista hai ragione. Non vorrei che dovremmo pagare, perché noi stavamo rischiando che dopo 5 minuti di partita già stavamo dando la possibilità a Chirico di farci il gol. Anche perché nei playoff non possiamo permetterci di fare questi errori. Esatto. Completamente. Ci vuole concentrazione a 1000. Queste, ragazzi, sono cose che non si possono fare. E questo poi mi riferisco anche al discorso di Pieraccini, che voglio dire, in quel gol del Casarano anche lui ha le sue colpe, ma le sue colpe perché sbaglia lì l'appoggio, dà la possibilità al Casarano di ripartire. Ma io l'ho detto anche la volta scorsa, quando Ferrari sta per cercare di tirare in porta, non è uscito nessuno a chiudere l'angolo di tiro. Questo è un errore. E soprattutto grave. Dini aveva la visuale coperta. Ma fra altre cose è stato anche ingannato dalla lieve deviazione. Sì, dalla deviazione. Dini l'ha vista all'ultimo la palla, in teoria. Bravo, infatti secondo me nemmeno l'ha vista. Non attribuisco nemmeno le colpe a lui. Assolutamente. Per me, guarda Dini, te lo dico se ci ascolti, per me ancora stai mantenendo quel record. Esatto, di gol inviolati, perché quella non è colpa tua. Anche un grande professionista, è una persona molto che ci tiene alla maglia, ha avuto le sue esperienze calcistiche. Dini secondo me è un uomo da Catania. Sono d'accordo. Mi ricordo l'intervista che fece a fine partita tra Pescara e Catania, dove
Ho visto solo lui che si è commosso in una maniera bestiale. Speriamo. Io in quella partita ho detto forse l'unico che ci credeva fino alla fine era lui. Ferdinando, poi io voglio spendere un'ultima parola di una cosa che noi sappiamo ma non è stato l'argomento di questa sera, che purtroppo abbiamo avuto un'annata senza i nostri tifosi al seguito, perché se noi mettiamo tutte le partite che abbiamo fatto, ci sono state tutte vietate. È vero che per colpa di qualcuno la violenza non è assolutamente vietata, giustissimo, ma non si può, come posso dire, massacrare una città intera. Io sono d'accordo con te, anche perché io sono contro qualsiasi tipo di violenza, questo che ci tengo a precisarlo. Il problema è un altro, che ormai noi ci siamo etichettati come tifoseria pericolosa. Poi sicuramente quello che è successo durante la settimana in città non è una cosa che fa ben sperare, perché è normale che poi succedano determinate cose, magari il prefetto per evitare... Ho letto anch'io nei giornali che c'è stato qualcosa, però... Vieta tutto, però io vorrei dire che le persone che vanno a fare una trasferta non vanno a fare una trasferta perché questo lo vorrei dire al prefetto, che non sono tutti quelli che si spostano, che partono per andare a fare tafferugli, ma vanno per seguire la propria squadra. Questo che sia chiaro. E secondo me il prefetto ultimamente col Catania ci sta anche andando un po' pesante. Mi auguro che la cosa venga ridimensionata, perché anche poi le colpe lo sappiamo, alla fine oggi è tutto individuabile. Qualora si riconosce che un individuo fa qualcosa di sbagliato, si prende e si isola, ma non possiamo condannare tutta la città, questo che sia chiaro. Confermo la tua opinione, però un po' l'educazione il tifoso catanese la deve incominciare a conquistare, perché se vi ricordate la Coppa Italia l'abbiamo vinta con lo stadio vuoto, perché quando io ho visto l'andata della finale e ho visto i tifosi del Catania che escono e fanno quella, da catanese fa male. Luca, ti dico una cosa, non è un argomento che abbiamo aperto una parentesi e la chiudiamo, però sì. Vedi quell'argomento che tu hai messo ora in evidenza, io vorrei dire una cosa, alla fine c'è stata la possibilità di individuare chi è stato il colpevole, dunque tu poi non puoi fare pagare una città intera quello che fa qua, è perché si va così, come ti posso dire, si fa tutto veloce, perché noi vediamo tutto, perché quello è stato, hanno fatto una violazione per chi voleva partecipare a quell'evento che era la finale di Coppa Italia, e in più hai negato un evento anche alla città, non alla città, a tutta l'Italia che ha seguito. Parliamo di una finale, appunto. Parliamo di una partita dove il pubblico lì era fondamentale. Lì secondo me si doveva fare uno strappo alla regola, ha individuato i colpevoli, basta, isoli i colpevoli e dai alla città, a quella parte di tifoso che va allo stadio per vedere la partita, e tu così puoi iniziare a rieducare, perché se tu ogni volta di tutta l'erba ne fai un fascio. La cosa che mi dà fastidio è che durante le settimane vedi delle situazioni anche a livello di Serie A, Serie B peggiori delle nostre e non vengono punite come siamo puniti noi da Catania. Purtroppo noi siamo di dietro, c'è scritto 2 febbraio. Esatto. Anche perché, perdonatemi se dico questa parola, però è la anche verità. perché scusate, questi ragazzi o grandi sicuramente sono maggiorenni che partono, fanno sacrifici, escono soldi, lasciano le famiglie a casa, prendono giorni di lavoro e rischiano anche se ci viene un colpo di sonno, se ci viene un mal di testa in autostrada, fanno veramente dei sacrifici. E noi ne abbiamo visti di questi ragazzi che hanno perso la vita per strada, però ragazzi è un tema talmente ampio che ragazzi, parliamo del Catania. Se noi mettiamo, scusa Ferdinando, se noi mettiamo il Catania quest'anno, tra la curva sud e la curva nord hanno fatto una coreografia a settimana, ma quei soldi chi li mette? Li mettono loro. Quei sacrifici chi li mette? Li mette loro, quelle ore che perdono. Io passando da Piazza Dante vedo ragazzi che dipingono, fanno. Sì. Confermo le tue idee, però ti ripeto, noi critico solo una cosa, Luca, con questo poi chiudiamo. Ma anche perché non voglio andare a fondo. Quando mettono il divieto di vendita di biglietti a residenti in Sicilia, per me è discriminazione territoriale, questo che sia chiaro, perché a Catania non tutti sono vandali, non tutti sono che vanno a fare gli scontri e tutto il resto. Secondo me le tifoserie
dovrebbero iniziare a rieducare le tifoserie, iniziare ad aprire comunque più le trasferte e stare piuttosto vigilare per chi magari fa delle cose che non devono essere Una fatte. volta non era Confermo, così. confermo. Una volta era così. Poi vedi, e poi anche delle situazioni, vedi Benevento, che prima li fanno vendere i biglietti e poi li ritirano. Una roba La assurda. stessa cosa è successo su Tirol Palermo, gli hanno fatto gente che si è comprata biglietti d'aereo, di albergo, tutte cose, all'ultimo, il giorno prima non potete più È successo partire. anche questa settimana con noi. C'è gente che ha i biglietti per Roma, che deve andare a Latina e non sa cosa fare. Io per lavoro domani sono a Roma, non posso andare a vedere Latina Catania, cioè non... vabbè, comunque, partiamo Vabbè, di altre cose, dai. Lasciamo stare il tutto, che dire, se abbiamo lo spazio magari per qualcuno che vuole darci qualche sondaggio, scusami, qualche pronostico, qualche sondaggio. Da dove mi è venuto il sondaggio? Non lo so, Se Che abbiamo c'è? qualche pronostico. L'avete detto adesso, quindi date il tempo di vabbè. scrivere, raga, non è che sono Parliamo del Latina? spirulini, no, vi posso leggere. Parliamo del Latina, Vi posso leggere quello che hanno scritto comunque. I tifosi vanno rispettati, c'è Giacomo che ha messo questo messaggino ed è vero. Comunque rispetto all'andata forse hanno cambiato mister, non so a cosa si riferivano, l'ufficio inchiesta in movimento, vedremo. Relativo all'argomento che stavate parlando prima. E poi No, per me l'inchiesta deve giocare con la forse difesa a 3. per un'altra cosa, ma non lo so cosa c'è diverso. Per me deve giocare con la difesa a 3. È vero, Napoli e Catania sono maltrattati. Fili ci dà il suo primo pronostico che ci dà lo 0-4. Stesso risultato. Santo subito l'anno se scorso. sarà così. Santo subito. Non ricordo l'anno scorso cosa fino a 4-1. Non lo so. No, non ricordo nemmeno io. No. 0-4 che ci piace come risultato. Vabbè, nel frattempo che cerca i messaggi parliamo del Latina? Sì. Luca, dammi qualche Abbiamo poco curiosità tempo, sulla raga. Latina, dai. Allora, il Latina è al 14° posto con 35 punti. Non ha un attacco eclatante, ha 26 gol fatti, subiti 38. Però ha il capocannoniere, Parigi, 14 gol, solo lui. In casa 11 gol subiti e 12 fatti, con 22 punti. E fuori casa 13 punti con 14 fatti e 27 subiti. Consideriamo anche un'altra cosa, che il Latina in testa avrà un'altra partita, perché si va a giocare la finale di Coppa Italia, dovrebbe rimediare il 3-1 fatto all'andata, non mi ricordo se o gioca al Latina o gioca a Potenza, aiutatemi se ve lo ricordate. E una domanda: gli interesserà più prendere punti per questa partita o penserà alla finale? Ferdinando, dimmi tu. Io penso, dico la verità, penserà alla finale. Perché? Perché qualora dovesse riuscire, perché alla fine la può ribaltare, già con 2-0 si va ai supplementari. Se ribalta quella partita e riesce, entra di diritto nei playoff come terza. Latina comunque, rispondono. Contro il Latina. Sì. Alla fine rientrano come terze e sarebbe un privilegio. Come noi 2 anni Noi fa. l'abbiamo fatto, sì, e alla fine... 2 quarte. No, come terza. Vabbè, comunque. Ora La vincente di Coppa Italia rientra come terza. Giacomo ci dà lo 0-2 e poi abbiamo Malestre che ci dà l'1-2 come pronostici. Bene. Questi sono i pensieri che danno Ora lo i chiediamo anche a nostri Luca e a amici. Peppe. Sì. Luca, Ma io tu- sono anche per 1-0 e andiamo avanti, dai. Non, Ma con 1-0 vedendo un bel gioco e 1-0 magari riesci a farti convincere da Viali. 1-0 e Viali mi incomincia a convincere, perché la mia opinione è sempre quella di lunedì. Però 1-0, dai. Qual era la tua opinione di lunedì? E non mi è piaciuto il primo tempo, riparliamo sempre della stessa cosa. Il primo tempo non mi è piaciuto, il secondo tempo li Noi vedevo. con Toscano regalavamo sempre un tempo, perciò siamo sempre in linea. Ah, siamo nella media allora. Siamo nella stessa media. Ho capito. Peppe, tu un pronostico così dal volo. Innanzitutto io, riguardando Toscano, lo ringrazio sempre il mister per quello che ha fatto a Catania e per l'amore nel suo lavoro quotidiano che ha svolto. Quello anch'io, mi associo al tuo saluto. Mister, se ci senti, da parte mia e penso anche loro, sei un grande. Non per caso hai vinto 5 campionati. 5 campionati. Riguardando il mister Viali, secondo me in questa partita con Latina ci convincerà. Ci sarà, secondo me, spero che sia così, il gol di Caturano. La vinceremo di misura.
Dunque anche tu tipo un 1-0. Sì, per me è un 1-0-1, ma vedremo un bel gioco, ma si sbloccherà a Caturano. Comunque io poi, ritornando a quello che tu poco fa hai detto, ringraziando il mister Toscano, mi accolgo anch'io dei ringraziamenti, perché per carità non è che abbia fatto poco, abbia fatto abbastanza. Secondo me a volte era un po' troppo, come ti posso dire, fossilizzato su quello che era il suo modulo e il suo modo di giocare. Secondo me bastava essere un po' più duttile tatticamente, magari, e a volte mettersi a specchio con determinate squadre, magari a speculare sui vari moduli e le squadre che andava a affrontare. Non mi è piaciuta la lettera di saluti ai suoi ragazzi, che è arrivata praticamente nella giornata proprio di esordio Del Catania. Un giorno prima. Sinceramente non mi è piaciuta. O la fai subito dal momento in cui viene esonerato, e non la fai un giorno prima, perché così secondo me destabilizzi un po'. O se no la fai magari durante la settimana, ma dopo la partita, perché quella cosa lì, io ho detto, secondo me, perché è normale che poi con i social la leggono tutti, di conseguenza è in mano anche ai giocatori. Dico, qualcuno che magari un po' se ne può risentire, no? Magari si può sentire magari emotivamente più legato a lui, e magari un po' non entra carico con quell'intensità che doveva avere nel momento in cui affrontavamo il Casarano. Con questo penso che possiamo chiudere. Sì, abbiamo finito, ragazzi. Salutiamo anche lo zio Mario, che ci manda il messaggino. Zio Mario dei Sufuni, proprio specificato. Zio Mario è un grande, fa parte della keep, Esatto. del TikTok. Lo salutiamo. Va bene, ragazzi, abbiamo finito. Ragazzi, allora che dire, noi ci vediamo lunedì. Una buona serata a tutti che siete in ascolto e grazie sempre. Buona serata a tutti e a lunedì. Va bene, buonasera. Tu ci sei lunedì? No, lunedì non ci sono. Cosa No. fa? No, non ci Abbiamo sono. Dico niente, allora ci vediamo lunedì, sempre dalle 19 alle 20, qui su Bella Radio, sotto il cielo rosso-azzurro, insieme a me, a Mary e a Mister Decento. Salutiamo. Buon proseguimento di serata a tutti. Grazie ragazzi, un bacione va a tutti voi. La programmazione su Bella Radio ovviamente riparte. Vi auguriamo un buon weekend e sempre solo Forza Catania. A lunedì, ciao!